Santo d'ingresso, vieni, vieni Spirito d'amore, al numero 492. Santo d'ingresso, vieni, vieni Spirito d'amore, al numero 492. Santo d'ingresso, vieni, vieni Spirito d'amore, al numero 492. Santo d'ingresso, vieni, vieni Spirito d'amore, al numero 492. Santo d'ingresso, vieni, vieni Spirito d'amore, al numero 492. Santo d'ingresso, vieni, vieni Spirito d'amore, al numero 492. Santo d'ingresso, vieni, vieni Spirito d'amore, al numero 492. Santo d'ingresso, vieni, vieni Spirito d'amore, al numero 492. Santo d'ingresso, vieni, vieni Spirito d'amore, al numero 492. Santo d'ingresso, vieni, vieni. Vieni, vieni Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi, cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni Spirito d'amore, alle cose di Dio. Vieni, vieni Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo Signore, via che riconduce al Padre, chi via lei son. Cristo, verità che illumini il popolo, Cristo è lei. Signore, vita che rinnova il mondo, chi via lei son. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, ci hai reso figli della luce, col tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e viverai nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi.
In quei giorni, quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot dicendo: «Su, prendi tua moglie che hai, per non il castigo della città di Sodoma». Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue 2 figlie, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Fecero uscire e lo condussero fuori della città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi, e non guardare indietro e non fermarti dentro la valle. Fuggi sulle montagne per non essere travolto». Ma Lot gli disse: «No, mio Signore, vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi, e tu hai usato grande bontà verso di me, salvandomi la vita. Ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco, quella città è vicina perché mi possa rifugiare là, ed è piccola cosa. Lascia che io fugga su, non è una piccola cosa, e così la mia vita sarà salva». Gli rispose: «Ecco, ti ho fatto anche in questo, distruggere la città di cui hai parlato. Presto fuggi là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò si chiamò Soar. Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, quand'ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle, con tutti gli abitanti della città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot e divenne una statua di sale. Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore. Contemplò dall'alto Gomorra e tutta la distese, e vide che un fumo saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Così, quando vide la valle, Dio si ricordò di Abramo e fece fuggire Lot alla catastrofe, mentre reggeva le città nelle quali Lot aveva abitato. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi. La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi. Scrutami, Signore, mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente. La tua bontà è davanti ai miei occhi, la tua verità ho camminato. Bontà, Signore, davanti ai miei occhi. Non associare a me i peccatori, né la mia vita agli uomini di sangue, perché vi è delitto nelle loro mani, di corruzione è piena la loro destra. La tua bontà, Signore, davanti ai miei occhi. Ma io cammino nella mia integrità, riscattami e abbi pietà di me. Il mio piede sta su terra piana, nelle assemblee benedirò il Signore. La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi. Alleluia, alleluia, alleluia. Io spero, Signore, anima mia, a sua parola. Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Stupiscono». Parola del Signore. Dio rivela ad Abramo quello che sta per fare contro Sodoma e Gomorra, due città ribelli. Dio aveva promesso ad Abramo che sarebbe diventato una nazione grande e potente e in lui sarebbero state benedette tutte le nazioni. Abramo, dal Signore, gli viene confidato il castigo che avrebbe distrutto le due città infedeli, Sodoma e Gomorra. Abramo, mosso dalla pietà, cerca la loro salvezza, proponendo di trovare tra i loro abitanti dei giusti, che purtroppo non trova. Nella distruzione delle città contemplate da Abramo, Dio suggerisce ad Abramo e a Lot e alla sua famiglia di allontanarsi per trovare salvezza. Lot, da principio, resiste all'invito degli angeli da parte di Dio, per poi proporre di rifugiarsi nella città di Zoar. Punisce le due città con zolfo e fuoco e i suoi abitanti. Lot e ai suoi familiari era quello di non contemplare il castigo, di non voltarsi indietro. Ma la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Dio punisce l'infedeltà degli uomini, ma salva i suoi discepoli dal pericolo del naufragio. Gesù sulla barca, assieme ai suoi discepoli, domina il mare per la preghiera fiduciosa degli apostoli. Salvaci, Signore, siamo perduti. Il Signore, della sua onnipotenza divina e creatrice, richiama il dominio di Dio sulle acque e su tutte le creature create dalla sua bontà. Ogni cosa della vita, anche superiori, attaccate da Cristo ancora adesso, ma il Signore vuole constatare in noi la fede in Lui. Solo Dio è fonte di pace.
e conduce la storia degli uomini verso la salvezza. Preghiamo quindi con fede, diciamo: Dio della pace, ascoltaci. Dio della pace, ascoltaci. Per la Chiesa, sia nella storia degli uomini, annuncio credibile della signoria di Gesù Cristo su tutte le potenze di male. Degli uomini, preghiamo. Dio della pace, ascoltaci. Perché la parola del Signore strappi anche agli uomini del nostro tempo dalle logiche perverse che sfigurano e distruggono la possibilità di una pacifica. Preghiamo. Dio della ascoltaci. Perché colui che dopo del mare porti tranquillità e pace nel cuore di chi vive incapace di amore e di perdono. Preghiamo. Dio della pace, ascoltaci. Per tutti noi, la nostra partecipazione a questa Eucaristia apra la nostra vita all'intercessione, affinché sappiamo in ogni presentare al Signore il grido di salvezza che sale dall'umanità tutta. Preghiamo. Dio della pace, ascoltaci. Dio della nostra vita, accogli la preghiera della tua comunità che nella prova e nel pericolo è consapevole che senza di te siamo persi. Non farci mai che ci salva, tu che sei benedetto nei secoli dei secoli. Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Daccoli per noi sia il segno della nostra unione. Raggiungiamo di assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accorgi, o Signore, che ti sia gradito il sacrificio che oggi noi puntiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, noi nostra colpa. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo di segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, Signore Padre Santo. Hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto la varietà delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere
di te, per Cristo Signore nostro. Tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santo, Santo, il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti le missioni dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, unione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci corpo. La Chiesa diffusa su tutta la terra è qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella spera resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi ci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, è Dio Padre Onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, tutti i. La preghiera ci spinga ad essere obbedienti alla parola di Dio. Padre nostro, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Metti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, buon pastore, sei stato guida e verità. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico, solo tu. Alla tua messa corsi siamo, nel mistero. O Trinità, noi ti invochiamo, Cristo sia pace al mondo. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico, solo tu.
Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto è per noi principio di a te nell'amore. Portiamo frutti che rimangono per sempre per Cristo nostro Signore. Il Signore, per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente, Dio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. 55. Ave, o stella del mare, Madre gloriosa di Dio, Vergine sempre Maria, felice del cielo, l'ave del messo celeste, reca l'annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace, spezza i legami a essi, rendi la luce ai ciechi, scaccia da noi male, chiedi per noi ogni bene.